Ci troviamo di fronte a due dei nostri grandi personaggi. Io invito il signor Leonardo Cavizza e il signor Francesco Cubeddu, così 2 minuti. Vorrei, visto che sono molto curioso io, e molto probabilmente farà molto piacere anche a voi, conoscere qualche piccolo aneddoto della loro vita, dei loro 50 anni e oltre di canto in Sardegna e anche fuori dalla Sardegna. Vorrei chiedere, per esempio, al signor Leonardo a quanti anni ha iniziato a cantare questi canti? Proporare questa verità se paesano non lischini. Sai più bella che la fu fatta a 6 anni. Sicuramente vi ha travagliato con piana e sono alzato a mi pagare dai Framini Piana e vi fin cantando in questo ammasso, in questo palazzo che sta prima entrata. Vi cantando l'Ugione Gossu, del sole ci va nei giù de corte, sono a Sedini. E poi sono imparato in Sedini che mi hanno nato dal paesano sedenese. E che capì, perché non ti impari in Sedini che ci sono i cantatori? Non imparo a ascoltare. E sono andato fin a terra San Varesa, del sole ci va nei giù de corte e l'Ugione Gossu. Grandi personaggi del canto sardo, esatto, delle prime generazioni, sì. Vero? Da che mi hanno fatto stare a cantare e poi cantato 2 pochi, 2 anni Varese e un mutetto e poi mi sono andato a divertire che io non mi piaceva su canto sardo, da verità. Ecco, come la prima volta che ho fatto questo cantatore in mano. Grazie signor Leonardo. Signor Francesco, la stessa domanda, visto che sono su per giù coetanei. Allora, a quanti anni ha iniziato a cantare questo genere di canto? Canto a chitarra? Io ho 21 anni. 21? Dove hai imparato a cantare? A casa, in campagna? Quando ho cantato, pagato, l'ho fatto a Nulvi, mi hanno dato 1000 lire. Ecco. Nel 1945. Nel 45 all'età, subito dopo la guerra, diciamo. Subito dopo la guerra. Quindi, prima però io ho cantato a Peffo che la macchina in aria. Vabbè, si inizia sempre in beneficenza. Quindi all'età di 21 anni la prima gara. Chi erano i suoi antagonisti sul palco? Giovanni Cuccaro vide uno Luiveso, uno parente mio puro, Barone. E chi accompagnava? Ignazio Secchi. I fratelli Secchi, i primi chitarristi. Io ho sentito le prime registrazioni con i chitarristi Secchi, accompagnavano in maniera molto semplice, con 2 o 3 dita e nelle incisioni, che sono fatte molto male, dovete capire che sono fatte, le prime incisioni dove accompagnavano i fratelli Secchi risalgono, non vorrei sbagliare, ma tra gli anni 20 e gli anni 30, quindi le incisioni di quel periodo, insomma, erano quelle che erano, sono molto disturbate, spesso le chitarre stonatissime, su per giù come la mia stasera. Però l'importante era la gente che veniva coinvolta in questo tipo di canto, e se avete ancora un po' di pazienza sentirete ancora altri tipi di canti diversi. Cosa ci può dire? Vorrei dire, com'è che vi spostavate in quegli anni lì da un paese all'altro? Perché le corriere, automobili non ce n'erano, le corriere non so quando passavano, c'erano le carrozze, non so cosa c'erano. Pure la carrozza che vedo ancora. Che vedi, che se ti portai o a pè o a cado o in bicicletta, come ti si può dire, raggiunge solo a cado e in carro pure? Dai Santo Ioanna Salaccio, non la battita in carro con una vogliono vedere in cosa, in domatura pure. È capitato anche così a signor Leonardo? Eravamo insieme. Insieme addirittura, quindi grande conferma, e questi sono documenti. Ecco il bello. Sono da pe con del sole e Puceddu dai Sennero a pe ai Noga. Dopo una gara? Dopo la gara. Ma vi capitava quindi spesso anche di dormire nel paese dove tenevate Si cantava 2 notti allora. Allora si cantava due sere di seguito. Magari ci appaiamo sul letto, sarete solo, senza manco coperta nella capitale, nulla. Quindi vi davano da mangiare, insomma vi davano la camera. Sì. Qualche volta vi davano qualcos'altro, no?
Solo Una mica anche su muro. un cantiere San Giovanni Salaggio, Hanno tirato a pedra in qualche luogo. una volta abbiamo un cantiere Sant'Antonio al Salaggio, no? E siamo andati a dormire con Paricopeddo, no? Ah, questa è bella. Sul tazzoletto poi non sono state burichino, non sono tirato subito. Tanto ne siamo piati una coperta, così me ne tutta una per il vivo e non dormire. Vedete, è che non abbiamo molto tempo, però queste cose si possono fare solamente da vivi, da viventi. È inutile, io dico, è bello festeggiare quando queste grandi figure non ci saranno più nei nostri paesi. E come ho detto prima, in molti centri le figure quasi quasi le creano dal niente, pur di fare qualcosa. Per carità, grande rispetto, ma di fronte a tutto ciò che abbiamo noi è bene festeggiarli in vita. Questo è il mio parere, se non altro. Potremmo continuare anche con questa specie di talk show, di domande, così, di aneddoti più che altro, per ore, e io sono sicuro che sarà una cosa divertentissima. Però vorremmo anche riprendere a cantare, a lietarvi ancora per qualche momento. Non andare adesso tempo, se una cosa è bella da raccontare, tutto questo episodio. So. È fisso tempo che comanda via, non va il rimedio. Questo tempo, o in barroccio, andiamo a già per la gestazione, vai ad un barroccio, fino a metà secundaria. Andiamo a Silico, Bussure, la carrozza viene a mettere su treno a Torralba. Che così è, sacrifici enormi. Ecco, un'ultima richiesta. Vi è mai capitato, visto che la gente, allora da grandi tifosi in quegli anni, la gente chiaramente era come paragonabili ai tifosi delle squadre di calcio, c'era chi faceva tifo per un cantante, chi faceva tifo per un altro, chiaramente chi parteggiava per Coveddu, chi parteggiava per lo stile di Cavizza e chiaramente chi tifava per gli altri stili degli altri cantanti della loro generazione. Ma vi è mai capitato di aver avuto qualche problema anche un po' brutto nei confronti per esempio di tifosi di altri cantanti? Cioè che vi abbiano molestato, che vi abbiano preso in giro, che vi abbiano disturbato in qualche maniera? Chi uno pesante l'abbiamo cantato sempre di questa gente vindala, o magari che aveva bevuto e passato e fine irragionevole. Infatti una volta abbiamo un pare, i sargentiera, se non comportava a dormire e non ho visto infermeria che aveva la sargentiera e vedevano una miniera, no? Ed era il capo della miniera che aveva fatto la festa di Santa Barbara. Ebbene, molto molto reso, quindi Meriago, un po' ne è fatto. A noi che siamo entrati dentro, e voi siamo a noi, perché abbiamo. E compare Merella. E comincia tutto a essere pesante, che a te con noi le girai sul lettino, così, a ciappare a compare Merella, e le tiro tornare. Da voi, mi li sono provato, l'ha ponato così. Ha parlato con pa, venire sul balcone e ponato, che è bella, fate facchite, se dai sul balcone che non l'ha ponato. Se eravamo sul balcone, sono diventato più amico caro che io in Portoduro da voi ho diventato, l'ha compreso a me. Si battulavano Fibone. Per finire, ai vostri tempi, tra gli anni, dal 45 agli anni 60, su per giù, prima della prima crisi sul canto logudorese, perché piano piano dagli anni 60 in poi, piano piano è iniziato un pochettino, ecco, con l'avvento un po' della televisione, delle radio, della musica moderna, il canto sardo ha iniziato un po' a scemare un pochettino, ma la gara a quei tempi terminava con l'ultimo re dopo la Desisperada, per esempio, oppure dovevate andare anche in giro poi per il paese a fare le serenate dopo la gara, dopo 4-5 ore di canto? No, che violinese, non può andare qualche cosa. Entro su Pulma, in piatta, proprio a cantare ancora noi. E che ne conosco due letto? Tutto per mattina serenata, tutto solo la stessa notte. Vero già?